Bella a tutti ragazzi, qui da FIFA News e adesso vi presenterò la mia rosa. A porta, come vedete, abbiamo Howard, pagatissimo, uno fra i tre portieri più pagati del mondo. Adesso facciamo al difensore centrale che sta al centro della mia difesa 3. Questo è il centrale dei centrali, Howard, è molto forte. Ve lo ritroverete spesso negli angoli di testa al centro dell'area perché 82 come vedete. Un buon difensore centrale acquistabile per poco, a me è uscito per pacchetto, ma ho visto sui mercati che massimo 1500 ce la facete con le offerte. Compra ora credo una cosa come 3000, comunque è acquistabile per poco e questo è un giocatore molto roccioso, in grado di poter saltare di testa, oppure se volete potete farlo stare fuori dall'area perché a 65 di tiro, ma c'è 47, però ne dimostra 80 secondo me, o poi non lo so se qualcuno ce lo sa 75, 86, comunque per me 80. Adesso c'è l'altro centrale. Come vedete l'altro centrale è perché ho preso l'immagine dell'edizione vecchia perché non ho trovato l'edizione nuova. Comunque Piqué adesso che 84 è lo stesso forte, adesso 34 in difesa, comunque sta sempre in difesa tranne i calci d'angolo, che visto il più 82 di testa che è stato e salterà sempre. Cioè 62 pacchi, infatti lo dimostra. C'è il 52 shot, infatti lo dimostra, scusate. E il 76 passaggio serve per mandare gli esterni con lanci lungo e poi questo qui serve a recuperare palla per i giocatori veloci, riuscire avanti e l'abbiamo presa. La centrale è Leandro Castan, per chi non lo conosce, il giocatore della Roma, ma che non lo conoscete e si è operato, è molto forte di testa, anche se adesso 82, infatti adesso 83 di testa, ed è molto forte. Di tiro non dimostra molto, come dice il coso, e infatti è vero che lo dimostra molto, però tra dati difesa e tra le calci angoli sempre in difesa, sempre. Se loro esauriranno un poco lo userà l'ultimo, almeno che Howard non decida di restare ancora in difesa. Ecco Thiago Motta, e l'unica pecca di Thiago Motta, inizia con la pecca, è che non segnerà quasi mai, però un gol me l'ha fatto in 20 partite. Comunque deve stare al massimo a forma fisica, se lo fate stare al massimo a forma fisica sei il migliore in campo per forza. Lanci lunghi non spettacolari, ma passaggi da sotterra incredibili, vi prende tutta la difesa. Al contrario il nostro Gundogan, che adesso vedete, Gundogan perfetto per i lanci filtranti alti che si vanno con L1 più il passaggio filtrante, cioè la Epsilon, ed è una bestia, pagatissimo, fortissimo, e ve lo consiglio con tutto il cuore. Massimo 2000 crediti lo potete acquistare ed è forte. Lui è Marek Hamsik, forte. Non lo if come Eric Santicasola, che ve li mostrerò. Sono normali, comunque sono la stessa forza o sono molto forti. Questo Arek serve per i calci d'angolo, lo mettete sul primo palo, vi farà sempre gol se gliela passate. È una bestia. Impostato non sarà forte, ma nel tiro solo gli attaccanti sono migliori secondo me in questa rosa, ed è molto forte, soprattutto a essere il cross più o meno dallo spigolo all'area di rigore. Lui è Eriksen come il mio esterno destro, perché esterno sinistro abbiamo Casorla, non l'ho if, però comunque veloce, se sta alla massima forma fisica è veloce più o meno quanto Cervigno, ed in difesa non ci sarà quasi mai, però se sta al massimo della forma fisica sarà uno dei migliori. Ama crossare da vicino alla bandierina e mette delle pennellate incredibili. L'unica pecca è che si allarga troppo e ne tira giù, non è forte, quindi farete pochi gol con lui. Ecco qui Santi Cazorla, io ho l'84, comunque veloce e il tiro è forte, lo potete far accentrare e tirare, farlo tirare, e comunque è forte come ho già detto. Il passaggio è ottimo per fare cross da diciamo la metà di quello che fa Hamsik e Eriksen, cioè da più o meno dal cuore
tra la parte esterna e il cuore della rigore, vicino al fallo laterale, diciamo a qualche centimetro a qualche pixel dall'angolino, a 30-40 pixel dall'angolino più o meno, e quindi lui è forte in questo. Nel dribbling si scarta ogni terzino, e però il fatto è che i cross saranno sempre deboli. Se volete fare cambi giochi, lui è il giocatore giusto, però lui è il giocatore giusto per riceverli e per andare in velocità per un contropiede e per mettere in mezzo un attaccante che sta solo, anche con un passaggio filtrante alto a pallonetto. Invece lui è Ramos, il più buggato in fila secondo me dopo Aubameyang, che ha dovuto riprovare, però ha dovuto vendere per tantissimi crediti, infatti è buono, non si compra per troppi crediti, massimo 1000-1500, e lui è fortissimo, può farsi dal centrocampo alla rigore senza mai perdere palla. Comunque questo Ramos, l'unico difetto è che se fate come vi ho detto, dall'area di rigore al centrocampo, appena arrivate allo spiro della rigore tirate, perché l'area di rigore va un po' in confusione e il suo tiro da fuori dalla di rigore è una bestia, sugli angoli è forte, con il suo 85 di testa, però su 85 di testa, e sarà sempre dove voi lo volete, è pure forte a battere punizioni, sarà sempre dove voi lo volete. Dovete mettere in difesa pure difensore, lui sarà sempre difensore, se lo facevi stare difensore tipo. Perché quello vi ho detto che dovete tirare al limite là, perché non ci capisce più niente. Adesso passiamo all'Old Man, cioè Eto'o è fortissimo, le stesse potenzialità di Ramos, solo che lui il tiro ce l'ha più potente e ha meno delle skills. Infatti, però lui ha le sostanze più Old Man, che sarebbe bellissima questa sostanza. Comunque è ottimo per tirare, ogni tiro che farete è gol, a parte che ci sia guardia a porta. Vabbè, adesso siamo alla panchina con questa immagine al completo e tu di come fare l'Oldman, così vi imparate. Comunque la panchina sarà Dzeko che non gioca perché tornano sono buggati, Joaquin che non gioca perché loro due sono buggati, anche se non sono più buggati, con anche la velocità, Maxim che serve il sostituto di Hamsik, uno dei Podolski, sostituto di Santa Casola a Eriksen. Joaquin potrebbe fare pure il sostituto di Santa Casola a Eriksen in caso di emergenza. Rafa o sostituto degli attaccanti, Diaby sostituto di Thiago Motta e Gundogan. Poi ce ne sono altri che sembrano riserve, anche se non me li ricordo, non sono essenziali perché sono scarsi e non sono neanche buggati. Comunque al prossimo video qui da FIFA News, al prossimo video che credo sia la tabella con giocatori buggati. Polliciate e iscrivetevi.